fa pagare più ricco, non abbiamo bravo. Ma no, se l'ho offerta lì. No, però da capelli bianchi. Perché così le mani sono più scivolose. Vediamo che c'è Gabriele, lo conosci? Ah? Lo conosci Gabriele un po'? Vediamo che sei scritto. L'altro volta ti ricordi dove è arrivato? Non lo so. L'altro io ti dico di dove l'hanno tagliato? Se ne è arrivato Gabriele. E lui è arrivato a lo sapevo che l'ha toccato.
Ciao Tri! Questo è Fanno passare.
capito. Deve capire. Dov'è papà Giorgio? Non c'è, fanno passare il due. No, così c'è. Ah, già io me lo toccavo. Vabbè, cioè ce l'ho, gabbato. Un morso di cavallo. Sì, la corda fatta con il morso del cavallo. Ma così ci tiene. No, no, è quello che Mi se to opuszczymy. Grande bello, vai, andiamo, che ci dicono?
Angelo! No, no, no. Vai, go! Vai, Per giocare a
Ragazzillo!
scusate, anche finita davanti al mondo qua. Non può arrivare quello che ti fatto la torta. Come fai? E come ti arriva? La rovaca di sulle pala. No, mai visto. Si girava la firma, la macchina via si vede pensare, ma ci vede un Quando ce n'è quello io?
Quanti ci sono? Ci sono vesco, ogni opero. Vuoi salutare qualcuno? Londra, America. Vuoi salutare qualcuno? A Londra, America, non è che. Come di cosa buongiorno, questo che quanto mi mangi? No, no. Giardino. No. Non dovevo fare. Quindi 40 km.
la Cecilino, Cecilino. Come si chiama? Come si chiama questo qua? Andrea Indelicato. Andrea Indelicato. Andrea? Indelicato. Tanti saluti di Mussomeli a tutti, in Inghilterra, in America, in Francia e in tutte le parti del mondo. Fermo uno. Quando c'è 450 euro. Sì, Ma già si vede. c'è scritto Salvatore Ferrari. Ma già c'è. Dai, Picciu! 450 euro la busta, qui c'è c'è salsiccia. Ci puoi dire cosa c'è? Mariano? Allora, 450 euro, poi c'è una coscia di agnello, 2 polli, e un po' di torrone, e poi che cosa c'è di altro? La salsiccia, almeno mi sembra che non c'è più niente.
Dove pariente forte? La Belgio, l'Inghilterra, Vuole vedere qualche cosa? Germania. Vuole vedere qualche cosa? Parla. Buonasera a tutti amici e parenti. Dopo 40 anni sono venuta a Mussomè, il mio paese nativo, per vedere la Landinna di Gesù Nazareno. È stata una bellissima festa e anche i giovani sono stati bravissimi, veramente, se la meritavano questi doni che hanno dato la macelleria e altre persone. Veramente Mussomeli è un paese di feste e magari che porta allegria, che ci vuole tanto a questi tempi essere allegri e essere spensierati. Stasera mi sento veramente un'altra persona. Sono venuta, che io sono di Mussomeli nativa, però abito a Campofranco, 48 anni che abito lì e ho avuto sempre la nostalgia di venire a vedere la Landinna di Mussomeli, ma questa sera c'è qua la mia amica Mariangela Nigrelli, che siamo ottimi amici, ci vogliamo tanto bene, che mi ha invitato a vedere la Landinna e c'è una popolazione, anche di fuori ci sono persone. Veramente sono soddisfatta, anche mio marito è venuto ad accompagnarmi e siamo contentissimi e gioiosi. Volevo salutare a tutti. Tanti saluti a amici e parenti, ho amici in Inghilterra, parenti, a Ravenna, e mia nipote Gaia che si trova a Reggio Emilia, la mia amica Enza pure a Reggio Emilia, i figli, a Palermo c'ho un'amica mia, amica sorella, non mi viene in mente perché sono un po' emozionata di questa bellissima festa, veramente. Sono rimasta contenta, perché a Campofranco è un paesino piccolo, non fanno tante feste, c'è la festa di San Calogero che è il nostro padrone, come la Madonna dei Miracoli qua. Però questa Landinna di Mussomeli è proprio una cosa esclusiva. I mussomolesi veramente ogni domenica c'è una festa, c'è un santo, tutte le chiese sono sempre aperte e da tanta, il cuore veramente si apre vedendo queste feste, tutti i santi che noi siamo credenti. È inutile che cambiamo religione perché quella che ci hanno dato i nostri genitori la continuiamo sempre. In Inghilterra non lo so se è arrivato mio nipote Biagio con la moglie e la bambina. Se mi vedete un saluto, un abbraccio a tutti, state tutti bene. Mi ha fatto piacere che questo signore Favata Salvatore mi ha intervistato, veramente una bravissima persona che si interessa per tutte le feste e è sempre presente. È anche un grande amico di mio papà, perché mio papà non c'è più. È questo. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti e tanti auguri di una buona salute maggiormente. E statevi tutti bene e lavorate perché siete tutti usciti per lavoro, altrimenti qui in paese si stava non bene, benone. Grazie. Prego.